questo appoggio esterno di... Perché Berlusconi, voi della magistratura, l'ha massacrato talmente tanto che anche per inerzia un po' di solidarietà per chi magari poteva essere stato trattato alla stessa maniera, distinto ci sarebbe dovuto essere. Beh, diciamo, intanto buonasera, diciamo che credo il problema di Renzi oggi non sia il rapporto con Silvio Berlusconi, perché mi pare che Berlusconi gli abbia dato piena solidarietà rispetto a quello che all'interno della sua famiglia gli sta capitando, e quindi credo che queste cose debbano essere viste sotto questo profilo. E poi credo anche che un po' di educazione nella politica di oggi non starebbe male, insomma. Quando uno ha un po' di difficoltà credo che un appoggio e una solidarietà si possa dare. Questo però non ci porta a dire che Renzi sta pensando, ha pensato, farà delle cose che non vedono nel suo cammino il PD, il Partito Democratico, come partito al quale aderisce. Io credo che invece oggi all'interno del PD ci sia qualcosa di molto più importante. Queste primarie che dovremmo fare, alle quali siamo tutti impegnati il 3 di marzo, che stanno dando sicuramente, stanno avviato all'interno del partito un confronto molto, molto interessante, molto impegnativo, che dovrebbero portare, spero, tanta gente a votare, perché da lì potremmo tentare di creare in questo momento un'opposizione, ma soprattutto creare una prospettiva per questo governo. Infatti, a proposito di questo, Sanelato, poi sentiamo anche De Rito. Non le sembra che questa mancanza dell'opposizione, perché questo fatto che vi siete rovinati, no, è qua, io sì, io sono a favore di questo, che purtroppo è andato...